Questo presepio elettronico è stato costruito in circa 60 anni di lavoro da un artigiano. Dietro questo presepio c'è una storia, è la storia di un voto. Questo signor Damiano Francescato, quando era tredicenne, chiese come voto che se suo padre fosse tornato dalla guerra in Albania avrebbe cominciato a costruire un presepio. E così è stata l'attività che ha occupato gran parte della sua vita. In 40 anni, quasi ormai 60 anni di lavoro, ha costruito questo presepio interamente fatto a mano. I più di 100 personaggi sono azionati da un complesso sistema di motori elettrici. In questo presepio sono riprodotti gli ambienti della Palestina del tempo di Gesù. E quindi con una attenzione artistica e un bellissimo sguardo poetico sono colti tutti i mestieri dell'epoca. Il presepio è caratterizzato dall'alternarsi di un ciclo di giorno e notte. Durante il ciclo notturno soltanto la capanna è illuminata e soltanto i personaggi della capanna si muovono, mentre durante il giorno tutti gli altri spazi sono in movimento. Noi missionari della Consolata vi invitiamo a venirci a visitare, a venire a vedere il nostro presepio. Auguro a tutti i telespettatori di Antenna 3 un felice Natale e un buon anno nuovo.